I tecnici stanno lavorando per darci un report di fine giornata su questa prima giornata di attività, per cui in questo preciso istante non ho dati disponibili in questo senso. Penso e spero che ci sia stata un'attività più facile probabilmente, che ci sia un'attività legata alle esenzioni, o anche persone che proprio per provare il sito appunto si scaricano un'esenzione per l'X giorno previsto, dove c'è appunto magari previsto il contributo d'accesso perché è un giorno tra i 29 che abbiamo segnalato. Proprio come abbiamo fatto noi, un'operazione semplice durata pochi minuti, accedendo al portale per la prenotazione col contributo di accesso sul sito cda.ve.it. Come si vede, il portale permette di prenotare l'ingresso, richiedere le varie forme di esenzione e per le categorie previste pagare 5 euro a persona. Poi sarà fornito il QR code richiesto una volta in città. L'accesso sarà operativo in 29 giornate tra aprile e luglio 2024, dalle 8:30 alle 16. Dal 25 al 30 aprile, dal 1 al 5 maggio, tutti i sabati e le domeniche fino al 13-14 luglio, escluso il fine settimana della Festa della Repubblica 1-2 giugno. Non abbiamo posto nessuna soglia e c'è una tariffa flat a 5 euro in cui appunto che va pagata per coloro che non hanno esenzioni e esclusioni. Il prossimo anno si pensa invece di mettere una soglia entro la quale il contributo sarà più basso, oltre la quale il contributo sarà più alto. Dispensati dal pagamento i turisti che pernottano in albergo, affittacamere o B&B, che pagano già la tassa di soggiorno. Ribadisco il fatto che i residenti e i nati a Venezia non devono fare nulla. Esentati inoltre i bambini fino ai 14 anni, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, i parenti o affini fino al terzo grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo d'accesso e una serie di ulteriori esenzioni previste dal regolamento.